Flavio Zanonato sbarca in Laguna da Ministro dello Sviluppo Economico per il primo incontro nel suo nuovo incarico con il governatore Luca Zaia. 50 minuti di colloquio per affrontare i temi caldi del Veneto, inseriti in quello che Zaia chiama il libro mastro delle priorità per la regione. Un faccia a faccia durante il quale si sono toccati i temi più importanti, andando anche, ammette il governatore, al di là delle competenze del dicastero di Zanonato. Un incontro tra veneti per parlare appunto in maniera fattiva di quello che si può fare, quindi ringrazio per la disponibilità. Messe da parte le divergenze politiche, il presidente Zaia e il ministro Zanonato hanno ribadito più volte quello che è il loro interesse comune, il futuro del Veneto. Il mio interesse è essere per il Veneto, la regione, l'istituzione regione, il presidente Luca Zaia, un punto di riferimento all'interno del governo e lo farò con enorme piacere. E si torna a parlare del Veneto come locomotiva del paese. È una locomotiva la nostra che è già in movimento con risultati importanti e che se accelera traina la ripresa nazionale. Quindi fare gli interessi dei veneti non è fare gli interessi di una parte del paese, è fare gli interessi di tutto il paese. Noi siamo la locomotiva d'Italia e come tale deve avere carbone, gas, carburante, definitelo come volete, per poter produrre. Ricordo che il Veneto è una delle 4 regioni in Italia che ha un reddito fiscale attivo, che significa che siamo solo in 4 a pagare tasse a Roma. Molti punti presi in considerazione, ma uno su tutti che riguarda i 5 milioni di veneti. Pensate solo a quella dell'occupazione, che significa cercare tutte le soluzioni possibili e immaginabili per fare promozione dell'economia. E secondo il governatore Zaia l'economia potrebbe essere rilanciata attraverso la centrale di Porto Tolle, che metterebbe nel circuito economico 2,5 miliardi di euro. Il ministro potrebbe essere giusto promotore e mediatore affinché l'Enel si decida di partire. Immediato l'impegno del ministro Zanonato a prendere in mano la pratica. Mi vedo nei prossimi giorni con il presidente dell'Enel e gli parlerò di questo. Devo dire che nella telefonata che ci siamo fatti un cenno venuto da lui c'è già stato e questo è una piccola testimonianza positiva. Nei prossimi giorni il governatore del Veneto farà avere al ministro l'agenda delle priorità. Sarò rapidissimo nel rispondergli, aprire i tavoli quando serve.